Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Sono ore di grande lavoro per la Caritas diocesana friulana, impegnata ad organizzare l'accoglienza dei profughi che hanno iniziato ad arrivare. Da una parte la necessità di avere indicazioni da parte della prefettura, come richiesto dal direttore della struttura Don Luigi Gloazzo, dall'altra il bisogno di appartamenti. Oggi alle 4 è arrivato a Udine il primo gruppo di profughi e fra loro anche una bimba di 2 anni. Le ha raggiunti Daniele Paroni assieme a Chiara Miscoria. Grazie della linea, sono con Don Luigi Gloazzo, il direttore della Caritas. Sono ore particolarmente impegnative. Adesso alle nostre spalle, nell'atrio proprio della Caritas, c'è un gruppo di ucraini che è arrivato alle 4 della mattina a chiedere aiuto. Come si fa a dire sì? Come si fa? Intanto si dice sì perché l'accoglienza è un dato fondamentale da un punto di vista umano e anche ecclesiale ed evangelico. Quello che noi aspettiamo è un orientamento preciso da parte dello Stato che orienti l'accoglienza verso qualcosa di organizzato, anche se il volontariato e quindi il terzo settore deve fare e farà la sua parte. Presto saremo dal viceprefetto e sentiremo da lui come si orienta lo Stato italiano rispetto a queste accoglienze e successivamente ci organizzeremo, cercheremo anche degli alloggi, ma non è molto facile. Ringrazio di cuore quelle famiglie che hanno già messo a disposizione o dicono di mettere a disposizione alcuni appartamenti, però questo non è una cosa semplice, organizzare il privato con il terzo settore, con il pubblico. Ecco, vorremmo capire che cosa dice lo Stato italiano rispetto a queste persone, a queste famiglie. Speriamo che lo risolva in breve dando un permesso umanitario, no? E non facendo fare la trafila lunga delle richieste di asilo, che poi complica successivamente tutto il percorso. Luigi, l'accoglienza è solo il punto di partenza. Indubbiamente l'accoglienza è come incominciare un cammino, no? Aprire una strada, poi bisogna accompagnare le persone perché non sanno la lingua, non hanno forse amici o persone familiari che li possano accogliere e orientare. Quindi è un grande lavoro che abbiamo sempre fatto e che speriamo non metta in collasso sia lo Stato che le organizzazioni del terzo settore, ma sia un'ulteriore prova della nostra capacità di accoglienza. Quante famiglie hanno dato la disponibilità? In questo momento non molte, però ecco, se sono 5-6 famiglie dobbiamo tenere presente che cosa fa il comune di Udine, che cosa fanno i comuni limitrofi, perché una delle problematiche è avere degli appartamenti o delle case che siano agibili, ecco, che siano in qualche modo adatte all'accoglienza, che questo evidentemente è l'inizio di un percorso. È preoccupato? Non è che sono preoccupato, so che le emergenze mettono a prova, ecco, le nostre organizzazioni. Non possiamo pretendere che nelle emergenze sia tutto perfetto, però ci sono delle decisioni che partono dallo Stato e che poi a caduta arrivano fino alle nostre famiglie. E adesso vi raccontiamo la storia di un gruppo che è arrivato alle 4 di questa mattina a Udine. Siamo all'esterno della Caritas. Ringrazio Ima, che è una friulana adottata, è di origini ucraine e qui da 13 anni. A che ora sono arrivati? Verso le 4 di mattina siamo andati io e Gianni a prenderli nella stazione di Corrieri. Sono arrivati, siamo portati, un gruppo li ha portato da una signora qua per un paio di giorni a stare in affitto, che lei affitta anche lei. E un gruppo sta da noi anche per un paio di giorni, vediamo come riusciamo a fare tutto. Sì, sono scappati una famiglia, sono scappati per la Romania, hanno dormito in Romania 2 giorni e 2 notti in una macchina e dopo è arrivato un altro autista, li ha portati qua. E questi sono scappati per la Moldavia, sono arrivati in Moldavia, Chisinau, dopo sono preso pullman, sono arrivati tra Romania, Ungheria e Austria, sono arrivati da Tarvisio alle 4 di mattina. Che cosa raccontano di quei luoghi? Cosa raccontano? Raccontano che è massa pericoloso, che loro sono vicino a città Odessa tutti. Raccontano che sì, che
sparano, che hanno paura che buttano racchette, bombe, che è un casino. Quindi questi ragazzi sono riusciti a scappare prima dell'ordine, se no gli uomini dovevano rimanere là. Sì, uomini tutti da 18 anni fino a 60 rimangono di là e lui è scappato, sono scappati per un pelo perché che dopo, appena sono scappati e dopo è venuta la legge dal nostro presidente che da tutti gli uomini da 18 fino a 60 anni devono andare al fronte. Donne possono, con bambini e anziani possono venire a Polonia, Romania, dove scappano, sì. Loro sono scappati in Italia perché li conosco insomma, da mie parti sono. Ecco, senta, queste persone hanno perso dei loro cari? No, non hanno perso nessuno, però hanno lasciato mamma e papà tutti di là, sì. Sono scappati loro. Che cosa hanno? Qualche valigia, qualche straccio? Questi sono arrivati così. Questi sono arrivati con la valigia, ma poca roba hanno, non hanno, sì, sì. E la piccola quanti anni ha? 2 anni e mezzo? Piccola 2 anni e mezzo, sì. Vedete che gioca con la Margherita. Voi anche ieri avete ribadito che voi siete il partito dei fiori e non della guerra, no? Sì, è vero. Sì, sì, è vero. E le regioni sono pronte a fare la propria parte per l'accoglienza dei profughi ucraini e già oggi ci sarà un tavolo tecnico con la Protezione Civile Nazionale. Queste le parole ai nostri microfoni del Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che è anche a capo della Conferenza delle Regioni. Il Governatore ha fatto anche un bilancio sulla recente missione all'Expo di Dubai e il punto sulla pandemia. Presidente Fedriga, tra i risvolti di questa guerra anche l'arrivo dei profughi ucraini che stanno scappando da quel paese. I primi sono arrivati attraverso il nostro confine proprio ieri. Come vi preparate ad accoglierli come regioni? Noi già oggi avremo un incontro tecnico fra tutte le regioni e la Protezione Civile Nazionale per organizzare l'accoglienza e l'assistenza anche sanitaria di queste persone. Tutte le regioni, ho sentito proprio nella giornata di ieri, tutti i presidenti di regione hanno dato disponibilità, una massima collaborazione per garantire l'accoglienza di bambini e donne che stanno scappando dall'Ucraina. Su questo penso che lo spirito di solidarietà e di vicinanza al popolo ucraino venga espresso dai territori in modo chiaro e soprattutto fattivo con le organizzazioni delle regioni che si sono già messe in moto. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, come pensate di allestire questa accoglienza? Noi adesso stiamo già ovviamente mobilitando la protezione civile, dal punto di vista tecnico sarà la stessa protezione civile insieme agli organismi preposti nazionali a organizzare gli arrivi. Ad oggi non abbiamo ancora prontezza dei numeri delle persone che verranno in Italia, stiamo parlando comunque di centinaia di migliaia di persone che stanno scappando dall'Ucraina e che ovviamente mi auguro tutta l'Europa possa accogliere e mobilitarsi per tutelare. Come si guarda a questi sviluppi di questi giorni? Mi auguro che si possa tornare nel percorso diplomatico. L'aggressione fatta ad un paese quale l'Ucraina da un altro paese, la Russia, penso sia inaccettabile. Quindi su questo dobbiamo avere la fermezza per tutelare le libertà dei paesi che esprimono governi frutto di decisioni dei cittadini. Dall'altro ovviamente utilizzare anche l'intelligenza politica per far capire alla Russia che in questo modo rischia di isolarsi dal mondo, di vedere penalizzata la propria economia, il proprio lavoro, le proprie aziende e quindi su questo mi auguro che i miti consigli possano raggiungere tutti e trovare una via d'uscita a questa cosa che si potrebbe tramutare in un dramma globale. C'è preoccupazione anche per la nostra economia, evidentemente, anche per quanto riguarda il discorso delle sanzioni alla Russia. Non c'è dubbio, anche il costo dell'energia, anche l'approvvigionamento energetico sono delle criticità che non solo l'Italia ma l'Europa sicuramente deve affrontare. È altrettanto chiaro che quindi dobbiamo mettere in campo tutte quelle misure anche in prospettiva per essere il più possibile autonomi. Noi non possiamo pensare che l'Europa, non soltanto un paese, ma tutta l'Europa sia dipendente da scelte politiche di paesi terzi. Dobbiamo avere buoni rapporti con tutti, ma dobbiamo essere autonomi perché se un paese terzo decidesse di sospendere l'approvvigionamento, aumentare i prezzi o quant'altro, rischia di mettere in ginocchio la nostra economia, indipendentemente da questa situazione contingente che ovviamente è drammatica. Anche di ritorno dalla missione a Dubai, insomma il Friuli Venezia Giulia si è presentato un po' al mondo, ecco com'è un bilancio di questa missione.
Abbiamo iniziato ad aprire dei contatti importanti, soprattutto con grandi investitori stranieri. Abbiamo presentato la regione nelle sue potenzialità, da quello logistico a quello ovviamente dell'attività imprenditoriale manifatturiera in particolare, a quello della ricerca, a quello del turismo. Mi sembra di aver visto un importante interesse, penso che già nei prossimi mesi avremo delle visite di delegazioni straniere in Friuli Venezia Giulia per approfondire i temi dal punto di vista tecnico e vedere se le opportunità a cui hanno mostrato grande interesse durante Expo possano diventare realtà. Noi lavoriamo per questo e penso che per questo Expo sia stato un appuntamento importante, perché tutti i paesi del mondo si ritrovano in un posto e lì ovviamente c'è la possibilità di conoscere e soprattutto farsi conoscere. Cosa l'ha colpita di più dell'Expo? Beh, sicuramente un'organizzazione mastodontica da parte degli Emirati Arabi Uniti. Teniamo conto che la superficie era quasi il doppio di quella di Milano e devo dire altrettanto una buona partecipazione malgrado la pandemia. Si prevedono 20 milioni di accessi fisici e ci sono già stati 100 milioni di accessi virtuali, quindi rispetto a delle previsioni che potevano essere veramente drammatiche sulla partecipazione in realtà ha tenuto bene questo Expo, ovviamente non come i numeri ipotizzabili pre-pandemia, ma sicuramente con numeri molto elevati. Ultima battuta sulla pandemia, che rimane anche se i numeri fortemente in calo, da domani la possibilità di prenotare questo nuovo vaccino, il Novavax, può essere anche questa un'arma per convincere gli ultimi che non si sono ancora vaccinati? Beh, voglio ricordare che siamo in questa situazione di netto miglioramento anche delle ospedalizzazioni grazie ai vaccini. I vaccini hanno tutelato la nostra popolazione, ci hanno fatto affrontare anche i picchi di questa ondata in modo decisamente diverso rispetto a un anno fa, quando il vaccino non c'era e quando gli ospedali avevano il doppio delle ospedalizzazioni nei punti di picco rispetto adesso e il doppio delle terapie intensive. Significa che il vaccino ha tenuto bene, significa che ha salvato gli ospedali, significa che ha salvato la vita a molte persone e quindi su questo noi dobbiamo continuare a lavorare. Stiamo andando verso oltretutto una direzione che condivido e delineata dal Presidente del Consiglio Draghi di abbassamento delle misure restrittive. E su questo è condivisibile visto la situazione attuale, però è chiaro che se anche chi ancora è stato restio a vaccinarsi lo fa, riusciamo a mettere ancora maggiormente in sicurezza il nostro sistema sanitario e soprattutto tutti i nostri cittadini. Una piccola pausa per la pubblicità, ci troviamo tra poco. Bentornati in diretta da Voi la linea. Eros Del Longo è stato riconfermato a capo della Polizia Locale di Udine, tra i suoi programmi l'incremento dell'uso del Taser per 40 agenti e alzare il livello di sicurezza in città. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo nella sede del comando di Udine della Polizia Locale. Insieme a me il riconfermato comandante Eros Del Longo, dopo 3 anni appunto di mandato. È la prima volta da almeno 10 anni a questa parte che un comandante della polizia locale viene riconfermato appunto nel suo incarico. Tra l'altro riconfermato per altri 3 anni, ai quali se ne aggiungeranno ulteriori 2, quindi 5 anni. Per altri 5 anni vedremo qui comandante Eros Del Longo. Quali le prospettive? Tanto congratulazioni, quali le prospettive? Innanzitutto ringrazio l'amministrazione che mi ha accordato la fiducia per un ulteriore mandato. Credo che di sfide avanti ne abbiamo tante da affrontare, così come anche gli obiettivi da raggiungere, quindi vedremo di impegnarci per portare avanti tutte quelle che sono le iniziative volte a migliorare la sicurezza di questa città. Senta, per quanto riguarda l'utilizzo del taser, che prima era sperimentale, adesso è diventato effettivo. Quindi anche questa una sfida per voi per dotare il personale. Abbiamo superato la fase di sperimentazione con esito positivo, quindi si profilerà la dotazione di reparto comunque per tutto il personale che svolge il servizio sul territorio di pronto intervento. Quindi quante persone saranno preparate per utilizzarlo? Perché sulle prime si diceva solo pochi, ma mi pare che venga ampliato l'utilizzo. Allora, finora ne avevamo preparati una decina, adesso prepareremo tutti gli altri del reparto, che sono quindi una quarantina di persone. Una quarantina di persone. Senta, per quanto riguarda personale, da tempo si dice che effettivamente personale è carente,
ma ci sono delle possibilità per il futuro. Ma adesso con il mese di marzo verrà bandito un ulteriore concorso per l'assunzione quindi di agenti di polizia locale e quindi siamo sempre orientati nella direzione di aumentare e di portare il livello del personale ad un numero pari più o meno a un operatore ogni 1000 abitanti. E quindi quante persone? Dovremmo arrivare su un centinaio di persone. Senta, abbiamo parlato del taser. Il taser quante volte è stato utilizzato sul territorio? Ma non è che il taser si misura Sì. la bontà se lo si utilizza o meno. Già di per sé ha un effetto deterrente nei confronti di chi si approccia in maniera poco urbana nei confronti degli agenti e quindi già rappresenta una deterrenza in sé per sé soltanto mostrarlo, perché sono tutti coscienti di quella che è la potenzialità di questo strumento. Le infrazioni più frequenti che rilevate, soprattutto in quest'ultimo periodo? Ma noi operiamo ad ampio spettro, sicuramente primeggiano le sanzioni relative alle violazioni del codice della strada perché necessariamente dobbiamo preservare una circolazione fluida nel territorio, quindi necessariamente dobbiamo operare su quelle che sono le violazioni statiche, ma molto ci impegniamo anche su quelle che sono le violazioni dinamiche legate quindi agli eccessi di velocità, al mancato uso delle cinture di sicurezza, al non aver stipulato una copertura assicurativa per i veicoli, mancata revisione. Queste sono le sanzioni che più di tutto quindi andiamo a incidere. Le vede in aumento? Purtroppo sì, soprattutto quelle legate alla mancata copertura assicurativa. Senta, e quindi secondo lei questo indice di che cosa, se c'è la mancata copertura assicurativa? Ma sicuramente due possono essere gli aspetti che influiscono. Un aspetto legato quindi ai costi, perché magari non sempre ci si può permettere, e l'altro nella speranza di riuscire sempre a farla franca, perché no, siamo il paese in cui pensiamo sempre di essere un po' più furbi degli altri, no? E quindi poi quando si cadono nei nostri controlli, anche perché noi adesso abbiamo quasi tutti i varchi di accesso alla città presidiati da telecamere che proprio monitorano tutti i veicoli che transitano e immediatamente ci danno l'idea di chi è coperto o meno d'assicurazione, da chi ha fatto la revisione del veicolo o eventualmente se sono oggetto di furto. Per il futuro, sogno nel cassetto, anche dal punto di vista della garanzia della sicurezza in città. Ma sogni nel cassetto potrebbero essere tanti. Sicuramente quello che noi ci prefiggiamo è quello di aumentare la percezione di sicurezza sul territorio, perché la presenza c'è, però non sempre viene percepito nella giusta misura. Purtroppo ci sono ancora episodi in certe aree della città che sicuramente incidono su questa percezione, sulla quale quindi ci stiamo lavorando per cercare di aumentare i livelli di sicurezza reale e di sicurezza percepita. Ecco, posso immaginare le zone sono sempre quelle, sono sempre le solite, quelle che gravitano, no, alla stazione. Ma noi abbiamo diverse zone che stiamo monitorando e continuamente controllando, anche e soprattutto legato allo spazio consumo di droga. Noi adesso abbiamo 2 cani che sono operativi tutti i giorni e sistematicamente quindi riusciamo sempre ad individuare delle persone che spacciano, che comunque posseggono a vario titolo droga e sistematicamente procediamo ai sequestri di questo stupefacente. Continueremo sicuramente a mantenere alta l'attenzione, ma non soltanto Borgo Stazione, ma anche nei parchi, al centro intermodale dove ci sono gli studenti, in modo di garantire insomma, una copertura abbastanza ampia su questo aspetto di controlli che facciamo. Bene, ringraziamo il comandante della Polizia Locale che, come abbiamo detto in apertura, è appena stato riconfermato, comandante Eros Dell'Ongo. Restituisco la linea allo studio.
Ed ora andiamo nelle valli del Natisone, dove un gruppo di ragazzi ha dato nuova vita al rifugio sul Monte Mataiur, che per la prima volta è rimasto attivo anche nei mesi invernali. Avviare iniziative imprenditoriali in tempo di pandemia può davvero rappresentare una scommessa, e lo è ancora di più se si parla di un rifugio di montagna e se i protagonisti sono dei giovani. Siamo sul Monte Mataiur, nel cuore delle valli del Natisone. Qui, a 1300 metri di altitudine, sorge il rifugio Giovanni e Guglielmo Pelizzo, affidato da qualche mese a una nuova gestione. 3 i titolari. Accanto a Loris e Gianna, 53-54 anni, c'è lo chef Lorenzo, che di anni ne ha 27, è coinvolto nell'avventura la fidanzata e altri amici. L'iniziativa è nata da tua mamma, ma tu e anche altri ragazzi avete accolto con entusiasmo questa iniziativa. Beh sì, certamente è stato, sì, viene spontaneo comunque, a me piace la montagna, quindi vivere qua su è bello, è meno stressante che vivere in città o fare le stagioni come ho sempre fatto. Ho 23 anni e mi occupo della gestione della sala qui al rifugio Pelizzo. Non sono l'unica, c'è anche la figlia dell'altro gestore, che è Eleonora Marseu, la figlia di Gianna Rucli, e abbiamo anche altri amici che ci vengono ad aiutare. Sono Oscar Novello, ho 28 anni e aiuto in cucina a Lorenzo. Lorenzo, che ti ha coinvolto qualche mese fa in questo progetto, raccontaci com'è nato il tutto. È venuto a fare un pranzo da dei nostri amici dove c'ero anch'io. Io ho cominciato praticamente ad aiutarlo lì, lui mi ha, tra virgolette, notato e da lì mi ha chiesto di venire ad aiutarlo. Che cosa porta un ragazzo così giovane a dire dal giovedì alla domenica prendo e vado a lavorare in mezzo alle montagne? Beh, sicuramente passione per questo lavoro e voglia di fare quello che ci piace, insomma. L'avventura è cominciata piuttosto bene, grazie anche al tempo, un po' alla neve, un po' al fatto che il Mataiur è una montagna qui nelle valli che è facilmente raggiungibile e affascinante. Dà una panoramica incredibile, è una terrazza favolosa appunto su tutta la valle, e arriviamo fino al mare, fino all'Istria. L'idea è nata a settembre del 2021, quando il CAI ha indetto il bando per una nuova gestione che si impegnasse nel tenere aperto il rifugio anche nel periodo invernale. Sì, questa è stata anche una nostra scelta, a dispetto magari di quello che può essere un'idea un po' perigliosa per quanto riguarda il periodo invernale, perché tra neve, tra strade, un po' tra il gelo, perché qua su quando soffia. Però ci ha ripagato, perché la bella stagione, cioè queste giornate di sole qua, fanno in modo che la strada sia accessibile, anche se magari c'è un po' di neve, con l'aiuto poi di Germano Cendon, che è il sindaco di Savogna, e che ci sta veramente supportando con la pulizia delle strade. E quindi abbiamo un bel afflusso di persone che possono godere appunto del Mataiur, una montagna favolosa per quanto può essere un'attività escursionistica, un'attività semplicemente per una semplice passeggiata, fino ad arrivare a un'attività di tipo anche agonistico. Ricordiamo che il 1° maggio c'è la Triaiur, che è una bellissima gara con 3 frazioni, è una gara piuttosto importante, che partecipano anche degli atleti con certe carature. Un'attività che storicamente funzionava nei soli mesi estivi è stata resa accessibile anche durante l'inverno, con risultati ben oltre le aspettative. E anche questo il motivo che può spingere dei ragazzi a lasciare la pianura per gran parte della settimana. Siamo 6 giorni su 7 qui al rifugio, anche comunque dandoci dei cambi tra di noi, però per poter stare insieme. E comunque è già un mio lavoro durante questo mio percorso di studi, dato che sono una studentessa universitaria, e mentre studio anche lavoro già nell'ambito della ristorazione. Com'è stato questo passaggio? All'inizio diciamo abbastanza difficile, traumatico, però vediamo che ci sta dando molte soddisfazioni. E poi, dato anche che Lorenzo ha la passione, lui anche per lo sci, per la montagna, quindi diciamo che queste passioni ci hanno un po' accomunato. Di sicuro non mi aspettavo tutto questo giro qua di gente, anzi, sopra le aspettative. Poi vedo molto, sì, sono tutti contenti, ci ringraziano, quindi è gratificante come cosa. I menù li elaboriamo in 3, comunque diciamo c'è il mio amico Oscar, che è un mio collega, che ha un anno più di me,
e mia mamma che comunque era cuoca, e quindi in 3 riusciamo a tirar fuori delle idee e elaborare un menù. Diciamo che si rinnova ogni weekend più o meno. Cosa bolle in pentola oggi? Allora, abbiamo lo spezzatino di cervo che è in preparazione, e qua invece abbiamo il sugo di pomodoro che si sta cucinando per le polpette di manzo, e poi dopo abbiamo il toci in braide, e la lingua salmistrata su una misticanza di melograno, un fricco alla bieta e canederli in brodo. E come dolci invece qual è il vostro cavallo di battaglia? Diciamo che principalmente dei dolci si occupa mia mamma. Comunque abbiamo sempre strudel di mele, una torta di pane con una salsa di pere, torta di pere e noci e la Sacher torte. E la gubana con lo slivovic ce l'abbiamo? Certamente, sì. Tanti progetti in vista della bella stagione, dalla riapertura del vicino osservatorio alla sistemazione dei sentieri, ma anche le camere di rifugio stesso verranno ristrutturate. Tutto quello che è attività, appunto, come dicevo, escursionistica, verrà un po' rilanciata, quindi con la cura dei sentieri, con la messa in sicurezza di varie cose, con la pulizia, tutte queste cose, in modo che il Mataiur sia fruibile in ogni mese dell'anno, in ogni sua stagione, e che possa gratificare con tutta la sua bellezza, perché è veramente una montagna molto molto bella. Siamo in chiusura, ma il telegiornale ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.